La nuova stagione del CSI Tezze sul Brenta, parliamo di volley, è iniziata da circa un mesetto. Allora la società, la squadra, come si è presentata ai nastri di partenza? Allora, quest'anno abbiamo iniziato da un mesetto circa con un torneo precampionato con un Under 18. Quest'anno sono entrati nuovi atleti in squadra, per cui è un anno, diciamo così, di transizione nel quale cercheremo di sviluppare nuovi moduli di gioco. Non ci aspettiamo grossi risultati, però diciamo che per il futuro invece stiamo lavorando per il futuro per avere qualcosa in più. Mentre per quanto riguarda il settore proprio giovanile abbiamo una squadra di mini volley, cioè vuol dire ragazzine dell'età di 7-10 anni. Anche loro hanno iniziato l'attività ai primi di ottobre, e abbiamo anche una terza squadra in concomitanza con un'altra società del paese, la Pallavolo Belvedere, un Under 12, e stiamo lavorando bene con queste ragazzine. Abbiamo parlato di futuro, che soddisfazione c'è allora nel vedere tante bambine, tante ragazze praticare questo sport a Tezze? Beh, è una grossa soddisfazione avere tutte queste ragazze che praticano la pallavolo. Ci piace vedere queste bambine che arrivano a 8-10 anni per la prima volta in palestra, che hanno a che fare con un attrezzo, questo pallone, che più delle volte non riescono a dominare, e poi man mano che crescono anche di categoria, vedere come apprendono tutti i fondamentali della pallavolo, riescono a fare cose che all'inizio magari non si aspettavano neanche loro di fare, e soprattutto fanno gruppo, fanno un'attività che le aiuta anche a crescere non solo dal punto di vista prettamente sportivo, ma anche dal punto di vista proprio di personalità e dal punto di vista umano. E allora adesso cerchiamo di capire quali sono le ambizioni e le aspettative di questo progetto nel medio-lungo periodo. Come ho detto prima, quest'anno soprattutto con l'Under 18 ci sono stati dei cambiamenti, abbiamo avuto questi nuovi ingressi di atlete, abbiamo cambiato qualche cosa nel modulo di gioco, per cui tempo di apprendere queste novità, e poi diciamo che ci aspettiamo qualcosa di più l'anno prossimo, anche se quest'anno abbiamo già visto che hanno questo modulo diverso e si divertono molto di più, e stiamo cercando di dare anche da un punto di vista spettacolare qualcosa in più. L'anno prossimo penso proprio che riusciremo ad avere qualcosa, tenendo presente che comunque ogni anno noi riusciamo sempre, militando nel campionato CSI, ad arrivare a disputarci le finali e i playoff, cioè vuol dire per i primi 4 posti. Nel passato, qualche anno, siamo riusciti ad arrivare anche alle finali interprovinciali e regionali.